È un Veneto ferito, quello colpito dall'emergenza maltempo e per il quale il presidente Zaia stima una prima conta dei danni in oltre $500 miliardi, Venezia esclusa. Acqua Alta arrivano altri 65 milioni, il 26 novembre è data del comitatone per fare il punto sugli interventi per la città. Brugnaro chiede di essere informato sul Mose. Ad una settimana dalla notte che ha flagellato Venezia, oggi si è svolta l'apertura del ponte votivo per la festa della Madonna della Salute. Prosegue il nostro viaggio lungo la spiaggia di Bibbione per vedere come gli uomini degli stabilimenti balneari siano già al lavoro per ricostruire quanto spazzato dalla mareggiata. Giustizia è stata fatta, il commento di Adriano Sabbadin, figlio di una delle vittime di Cesare Battisti dopo aver saputo della conferma dell'ergastolo. Arrabbiato con i vicini, ha tentato di saturare la loro casa con il gas, all'interno anche 3 bambini. I carabinieri di Chioggia hanno arrestato un 74enne. Solidarietà a Venezia e isole anche dai residenti di quartiere Pertinia Mestre che hanno organizzato una serie di iniziative per poi dare delle donazioni. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Dunque continua l'allerta maltempo in Veneto, oggi ha piovuto sulla nostra regione, i fiumi restano attenzionati. Fortunatamente un secondo giorno di tregua per l'acqua alta a Venezia. Intanto il governatore Zaia questa mattina ha fatto il punto sulla situazione e ha fatto anche una prima stima dei danni. È un Veneto ferito, quello colpito dall'emergenza maltempo e per il quale il presidente Luca Zaia dichiara una iniziale conta dei danni stimata in oltre $500 miliardi, Venezia esclusa. La gestione commissariale di Venezia è a sé ed è bene che sia così col sindaco Brugnaro, il resto del Veneto martoriato dalle montagne, tutto il litorale, tutte le spiagge, da Jesolo, Cavallino, Rosolina, Barricata, Sottomarina, sono tutte quelle anche che non ho ricordato, Bibbione, Un disastro. Caorle, Eraclea e dall'altro anche le alluvioni e inondazione nel Veneto orientale, per cui dico che è veramente una tragedia. 65 milioni di euro i fondi stanziati e sbloccati dal Ministero delle Infrastrutture e suddivisi tra il Comune di Venezia e una parte della provincia violata per interventi di varia natura per la salvaguardia della laguna e del suo turismo, con una promessa: garantire la prossima stagione estiva. Le spiagge saranno più belle di prima, le rifaremo nuove. Mancano, dico solo Bibbione, mancano penso 100.000 metri cubi di sabbia, in alcuni tratti la spiaggia non c'è più, era la spiaggia più grande del Veneto, ma torneranno più belle di prima. Quindi la replica alle tante polemiche di questi giorni sui social contro i veneziani e i veneti allagati. Sta gente qua va punita, e tanto è vero che verrà perseguita, perché non esiste che qualcuno auguri la morte a qualcun altro. Si paga il prezzo della richiesta dell'autonomia? Cioè questo è quanto ha scatenato tutto questo odio sui social, secondo me? Ma guardi, questa è una regione che produce tasse, è solidale con tutti, quindi ha pieno diritto di chiedere indietro i soldi delle proprie tasse, punto e basta. Ma non ce l'abbiamo con nessuno, nel momento di difficoltà si aiuta chi è in difficoltà, se no ci lasciano i soldi delle tasse e l'autonomia e ci arrangiamo, vedano loro. E dal fronte del meteo permane l'allerta sull'Alto Piave e il Veneto orientale fino a domani. Continua anche lo stato di attenzione arancione per l'assetto idrogeologico dell'area dolomitica e per il rischio allagamenti ed esondazione nel bacino dell'Emene, Livenza e Tagliamento. Maltempo che dovrebbe dare una tregua, a dirlo l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacina. Sì, la conta dei danni è drammatica perché abbiamo avuto danni in molte parti del Veneto, dalla montagna al tratto terminale del Tagliamento, del Livenza e tutto il litorale distrutto, Porto Tolle, la Sacca di Scardovari, Venezia naturalmente, e quindi i danni sono rilevanti. Abbiamo anche adesso il monitoraggio in continuo di tutto l'andamento meteo perché fino a questa sera continuerà a piovere in alcune zone del Veneto, in modo particolare ci preoccupa la montagna, quindi le frane che alcune sono in movimento, alcune potrebbero innescarsi e poi c'è il rischio valanghe. È piovuto fino ad alta quota, quindi questo ci preoccupa. E stanno operando sul campo, oltre naturalmente forze dell'ordine,
Vigili del Fuoco che ringraziamo, anche 744 volontari della Protezione Civile, uomini e donne di braccia ma anche di cuore direi, e stanno lavorando a titolo gratuito, sono di 78 organizzazioni diverse, per fortuna che ci sono e sono sempre pronti a dare una mano ai cittadini che anche loro hanno dimostrato ancora una volta di tirarsi su le maniche subito senza aspettare che arrivi qualcuno, quindi un ringraziamento veramente a tutti. Assessore, da questa sera il meteo comincerà a darci una tregua? Sì, da questa sera comincerà a darci una tregua. Non dobbiamo lasciare soli i veneziani, anzitutto nel lavoro di recupero e di riorganizzazione della vita civile e poi nel completamento delle opere capaci di mettere in sicurezza una realtà delle più belle e ammirate del mondo intero. Blocchi e ritardi non sono ulteriormente accettabili, così il capo dello Stato Sergio Mattarella. E in una Venezia ferita, oggi si è svolta la cerimonia di apertura del ponte votivo in occasione della festa della Madonna della Salute. Forse mai come quest'anno i veneziani sentono la festa della Madonna della Salute, che prende il via con la tradizionale apertura del ponte votivo sul Canal Grande all'altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio. Alla presenza del sindaco Brugnaro, del patriarca Moraglia, autorità civili e militari, il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione al ponte e seguito dalla preghiera, recitata dal patriarca all'interno della basilica, a una settimana dalla notte che Venezia non dimenticherà mai. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. C'è da concentrarsi su un rispetto diverso di questa città, bisogna avere rispetto. Tutti quelli che vengono anche a vederla, noi siamo contenti, ci sono tanti miei amici francesi che abitano qua a Venezia, che hanno sempre aiutato questa città, una comunità molto forte di cui, insomma, con cui andiamo molto d'accordo. E penso che anche loro le potranno dire che la città va visitata con rispetto, ed è il rispetto che la città si attende anche dalle grandi opere. Un momento di difficoltà che deve unire la nostra città, ce la deve far sentire più nostra, non come un oggetto di possesso, ma come una casa comune da abitare, come un luogo che ci è dato in custodia, non come una merce da mettere in vendita. La festa della salute celebra la fine della peste che dilagò a Venezia tra il 1630 e il 1631, provocando 47.000 morti. Il programma delle celebrazioni continuerà nei prossimi giorni, mentre il ponte votivo sarà aperto fino alle 6 della mattina di lunedì 25 novembre. A Pellestrina adesso, dove a 5 giorni dall'Acqua Grande ha riaperto l'unico supermercato dell'isola. L'inconfondibile suono dello scanner della cassa riporta tutta la comunità dell'isola di Pellestrina alla continuità del quotidiano. Buongiorno. Siamo riusciti a ripristinare l'area vendita con un servizio minimo, l'acqua ha invaso tutto il negozio e ha preso la merce al primo scaffale, ma siamo, con tanto lavoro di tutti i dipendenti, di tutto il personale Coop, siamo riusciti a mettere in atto tutte le pulizie base e a ripristinare almeno la merce dei generi vari, di beni di prima necessità. Nel sorriso di questa cassiera la forza di chi si rialza nonostante la disperazione. Dopo soli 5 giorni dalla grande acqua alta, a Pellestrina riapre l'unico supermercato del Sestiere Zennari. Grazie all'impegno dei suoi 21 lavoratori che hanno lavorato incessantemente per ripristinare gli scaffali allagati, le casse e l'operatività dei banchi frigo, e con il prezioso supporto della Protezione Civile è stato riaperto l'unico supermercato dell'isola, dando così continuità al ruolo di presidio per la comunità e il territorio. Coop che si mobilita per Venezia a sostegno delle popolazioni colpite, dal 20 al 26 novembre devolverà l'1% della vendita di tutti i prodotti a marchio per una somma di almeno 500.000 euro per la città di Venezia. E niente, abbiamo i clienti già che iniziano ad affluire. Adesso a Bibbione, dove continua la conta dei danni.
A Bibbione prosegue il nostro viaggio lungo la spiaggia per vedere come gli uomini degli stabilimenti balneari siano già al lavoro per ricostruire quanto spazzato dalla mareggiata. Si continua con la pulizia e lo smaltimento del legname portato a riva dal mare. E cominciare a togliere tutta la legna, lo spiaggiato dalla sabbia, in modo che se dovessimo avere la sfortuna di avere ancora una mareggiata nei prossimi giorni, lo scirocco non ci copra quella legna, perché sennò la dovremo togliere poi quest'estate dagli ombrelloni. Adesso avremo modo poi di vedere come si sviluppano le operazioni di ripristino dell'arenile. Vediamo anche che sono tantissimi i tronchi portati a riva dal mare, tantissimi, ecco attenzione, quelli che sono oramai materiali di smaltimento purtroppo. Beh, questo è un assaggio, perché praticamente la piena del fiume Tagliamento è in atto adesso, ha sempre un certo ritardo. Il materiale spiaggiato, la legna dalla montagna e dal greto del fiume arriverà dal primo pomeriggio e continuerà ad arrivare ancora per qualche giorno, quindi attendiamo che arrivi ancora delle tonnellate di legna. Che utilizzo ne farà? Penso che le porti una macinaria, che mi ha tutta altra roba. Dopo dipende da loro, non so adesso di preciso cosa fanno. Non si possono riutilizzare? Penso di no, perché per bruciare non vanno bene. Le onde del mare, come veri e propri muri, alte fino a 7 metri d'altezza, hanno inghiottito davvero di tutto, scaraventando sulla sabbia perfino lavatrici e mobili come questo. E poi ci sono gli altri danni, quelli che non si vedono ma non per questo non esistono. Sono quelli relativi alla difesa del mare attraverso la sua barriera artificiale sommersa, grazie a questi giganteschi cubi in cemento armato. Ed è studiata per ripopolare un ambiente ormai depredato da anni di pesca. Qui si spera possa presto tornare questa inaspettata quanto meravigliosa e magica flora marina, dove spuntavano a sorpresa tappeti multicolori di colonizzazioni di una bellezza davvero stupefacente. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Vaccini. Rieccoci in diretta, ergastolo confermato per Cesare Battisti, giustizia è stata fatta, il commento di Adriano Sabadin, figlio di Lino. Per me è una notizia giunta con soddisfazione, perché ritenevamo che fosse dato l'ergastolo a Battisti e non una pena commutabile in 30 anni. Non avevo fiducia in questa giustizia, purtroppo devo constatare che fin fine giustizia è arrivata. Da tempo il macellaio di Santa Maria di Sala, Adriano Sabadin, figlio di Lino, una delle vittime di Cesare Battisti, aspettava questa notizia. L'ergastolo per l'ex terrorista è stato confermato. La prima sezione penale della Cassazione, dopo una Camera di Consiglio, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa contro l'ordinanza con cui lo scorso maggio la Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva negato la commutazione della pena dell'ergastolo in quella a 30 anni di reclusione. Per me non cambia nulla, perché il nostro padre non ce lo ridà più nessuno, però almeno giustizia è stata fatta, diciamo che adesso può scontare la sua pena tranquillamente. È giusto così. La difesa di Battisti, condannato per 4 omicidi compiuti alla fine degli anni 70, aveva depositato un ricorso alla Corte di Cassazione per chiedere di annullare la sentenza con cui il 22 maggio scorso la Corte d'Assise d'Appello aveva confermato la pena definitiva dell'ergastolo per l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, arrestato dopo 37 anni di latitanza. I giudici avevano respinto la richiesta di commutare la pena in 30 anni sulla base degli accordi bilaterali tra Italia e Brasile, paese in cui non è previsto il carcere a vita, a differenza della Bolivia, dove Battisti si trovava al momento della cattura a gennaio di quest'anno.
Sì o no all'autonomia fra Mestre e Venezia? Continua il dibattito pubblico sul referendum per la separazione. Tantissima la gente intervenuta dalle 17:30 di questo pomeriggio al Teatro Goldoni di Venezia per decidere sul futuro politico delle due comunità. Presenti per il fronte del sì alla separazione Marco Sitran, presidente dell'associazione Venezia e Mestre, due grandi città, e Deborah Esposti del comitato Muoversi. Per il fronte del no alla separazione Giorgio Dodi, segretario comunale del PD di Venezia, e Roberto Marangio, segretario federale del Partito Comunista Italiano Venezia Treviso. A moderare l'incontro il nostro direttore Luigi Bacialli. Una notizia di cronaca con i carabinieri che hanno arrestato un 74enne di Chioggia che molestava i propri vicini di casa. L'uomo, che viveva in un condominio di Sottomarina, teneva da tempo comportamenti minatori e persecutori nei confronti della famiglia che viveva al piano superiore, mamma, papà e 3 figli piccoli. È stato sorpreso mentre forava con un trapano il soffitto di casa per far passare un tubo in gomma per saturare la casa dei vicini con il metano della propria cucina. Solidarietà ancora a Venezia e alle isole anche dai residenti di quartiere Pertini a Mestre. Arriva la solidarietà da un quartiere così popoloso ma anche così generoso. Noi facciamo quello che possiamo e crediamo che se tutti quanti ci prestiamo e facciamo qualcosa a favore di queste popolazioni che sono andate sott'acqua, penso che insomma sia la cosa migliore. È la dimostrazione che Venezia e i veneziani, quando si mettono, danno del loro e lo danno forte. I residenti di quartiere Pertini si sono attivati nell'immediato per dare il loro sostegno a Venezia e alle isole colpite duramente dal maltempo dei giorni scorsi. Siamo molto sensibili al problema che stanno vivendo a Venezia le biblioteche, le piccole biblioteche, con quello che è successo con l'acqua alta che ha sommerso tutto. Quindi pensiamo di fare una cosa gradita donando questi libri, questi e altri libri eventualmente alle biblioteche in segno di solidarietà. Dai libri alla musica, ci sarà un concerto degli Uragani il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Una cosa importante per la città di Venezia e una cosa importante che per il nostro quartiere, cioè dare la dimostrazione, come abbiamo fatto per il terremoto dell'Umbria, come abbiamo fatto per Mira e come abbiamo fatto per altri momenti, dare subito una mano a queste popolazioni che hanno subito una cosa di questo genere. E poi stiamo preparando una grande partita sul campetto da calcio a 5 di solidarietà, la partita del cuore, dove avremo una competizione con parecchie squadre, un quadrangolare, e anche lì il ricavato andrà sicuramente a beneficio dei nostri purtroppo sfortunati veneziani. Ci fermiamo qui, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Benvenuti al Meteo. Il tempo tenderà a migliorare nella giornata di mercoledì 20 novembre, quando ancora sarà presente comunque una lieve instabilità. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto perturbazione in allontanamento, al mattino avremo inizialmente ancora qualche pioggia sparsa, dal pomeriggio tempo via via più asciutto e anche in prevalenza soleggiato. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 15 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche piovasco a carattere sparso nella prima parte della giornata, poi con il passare delle ore anche qui andrà meglio con più sole. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, valori massimi tra 15 e 16 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo isolate piogge al mattino, poi ampio soleggiamento dappertutto, salvo per qualche foschia sulle vallate. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime tra 10 e 11 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.